Il Consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario di Agrigento convoca la stampa. Le prospettive emerse e gli interventi. Irene Milisenda. Con passi lenti ma decisi, il Consorzio Universitario di Agrigento sta cercando in tutti i modi di rinascere, facendo tornare l'università luogo di scambio e crescita, dove produrre e offrire cultura. E per fare ciò, per capire cosa vuole il territorio, si è partiti lanciando un sondaggio rivolto ai giovani prossimi alle immatricolazioni, per capire da loro la propensione ad iscriversi ad Agrigento. E i dati del sondaggio, anche se parziali, sono del tutto positivi e lasciano ben sperare, visto che su 1200 studenti il 61% è interessato ad iscriversi ad Agrigento e il 94% ritiene che presso il consorzio universitario debbano essere svolti corsi di laurea decentrati da parte di università siciliane e non solo. Per quanto riguarda l'offerta formativa, si sta cercando di creare corsi che non siano doppioni come in precedenza. Consolidando i rapporti con l'Università di Palermo, è in corso di attivazione il corso triennale mediatore culturale linguistico con 50 posti disponibili e l'8% degli studenti ha risposto che sarebbe interessato a questo corso. Il 7% è interessato ad un corso in scienze dell'educazione che potrebbe nascere in raccordo con la LUMSA. Il 9% è interessato ad un corso in economia del turismo e il 13% ad un corso in scienze giuridiche. A queste attività si aggiungono quelle che sono le iniziative complementari come convegni e seminari per sostenere le attività culturali. Non a caso è già attivo un percorso formativo sull'arbitrato in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano, che opera per l'utilizzo e la diffusione degli strumenti di giustizia alternativa. Intanto ringrazio gli studenti che hanno dimostrato attenzione e soprattutto una grande ansia di futuro e di un bisogno di un futuro ad Agrigento. Il Consorzio Universitario esce come una istituzione che è molto apprezzata nella sua presenza, nella sua attività, ovviamente se ne richiede il rilancio, il 95% dei oltre 1200 ragazzi che hanno risposto chiede al Consorzio non solo di essere presente e attivo, ma di proporre nuovi corsi, di svolgere attività sul territorio anche di tipo culturale. Ne emerge un risultato assolutamente positivo, è un servizio che abbiamo fatto sia per le nostre interlocuzioni con le diverse università con le quali collaboriamo per avviare i nuovi corsi dall'anno prossimo, e sia quelli da ottobre che ne partiranno 2 più tutti quelli per l'anno prossimo, ma soprattutto serve alla politica agrigentina, che avrà la possibilità di percepire quanto bisogno c'è di formazione universitaria di alta formazione, come quella che stiamo avviando oggi con il corso in materia di arbitrato, che è un corso organizzato dalla Camera Arbitrale di Milano, la seconda Camera Arbitrale d'Europa per importanza, e che pone oggi Agrigento allo stesso livello di una qualsiasi importante città europea dove si svolge attività formativa sulla risoluzione alternativa delle controversie, che è il nuovo modello per rispondere alla domanda di giustizia senza finire nei tribunali purtroppo intasati da migliaia e migliaia di contenziosi. E dall'altro il corso che partirà la prossima settimana sulla responsabilità medica. Attività continue, la scorsa settimana il convegno internazionale che ha visto Agrigento in collaborazione con l'Università di New York, la Stony Brook, sul settore delle migrazioni, e che vedrà la seconda fase del convegno definita a novembre a New York. Un consorzio che si è rimesso pienamente in moto, che però ha bisogno ancora di un grande sostegno delle istituzioni regionali e territoriali per definire questo rilancio. Io ritengo che sia una cosa estremamente utile, perché ridà una categoria, in particolare ai giovani avvocati, il desiderio e la spinta di partecipare in modo attivo alla risoluzione delle controversie, non solo all'interno della struttura statale, ma anche attraverso questi strumenti alternativi che gli danno un ruolo molto forte e molto ampio. E ho trovato un terreno molto fertile qui tra i giovani di Agrigento. In questo corso in particolare ci si occupa proprio degli strumenti alternativi, quindi non solo di arbitrato ma anche di mediazione e di negoziazione assistita, che è uno strumento nuovo nato espressamente per gli avvocati, cercando di far capire agli studenti le differenze rispetto alle procedure normali in giudizio, ma anche quali sono le forti utilità per le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, per superare le crisi dovute alla conflittualità, alle liti, e quindi trovare una soluzione che permetta in tempi rapidi e con costi limitati di risolvere le liti stesse.